Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea.
Permettete un saluto a tutti gli amici polacchi che ci stanno ascoltando, a tutti gli amici polacchi che sono in Italia, perché chiaramente ancora oggi Karol Wojtyła è molto sentito nel ricordo e nell'affetto dei nostri amici della Polonia. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché è diventata anche un giornale online. In questo giornale online ci trovate niente po' di meno che gli editoriali, appunto, liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, le notizie commentate da Semivarin nella rassegna stampa, ancora gli auto da fe di Giulio Cainarca, che detta così effettivamente è un po' inquietante, perché uno se lo immagina che dà fuoco alla gente a Villa Giulia a Palermo, ma non è in quel senso. Ascoltatelo e ve ne renderete conto. E poi naturalmente tutte le videopillole dei programmi di questa emittente, mi raccomando, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, mi raccomando. Stasera si parla, insomma, di grosse politik, come direbbero i tedeschi. Parliamo infatti della situazione in Medio Oriente con Gianandrea Gaiani. Poi avremo alle 19 niente po' di meno che l'avvocato Claudio De Filippi con In attesa di giustizia. Stasera vedremo un po' che cosa avrà da dire. Abbiamo un piccolo ritardo con l'onorevole Nicola Ottaviani, che tra un po' parlerà nel Qui Parlamento dei migranti, ma anche della magistratura e delle posizioni anche di magistratura indipendente. Vi diamo le coordinate alle quali incrociamo a quest'ora della sera, alle 18, 20 minuti e 43 secondi, ora di Roma, 340 670 9659 se volete inviare le nostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete dire la vostra già adesso, e naturalmente per commentare i fatti che succedono in questo nostro vasto globo terracqueo. Cominciamo dando un'occhiata. Ecco, io vorrei sentirvi su questo. Qui c'è la homepage dell'ANSA, lo sapete. Il Consiglio d'Europa difende i giudici e denuncia razzismo dalle forze dell'ordine. Piantedosi è inaccettabile. L'ECRI si fa profilazione, politica sempre più xenofoba, la denuncia della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza. Meloni, rispetto, basta ingiurie, pressing delle opposizioni. La Premier venga a riferire in aula sull'Albania, un DL fantasma, ricorso del Viminale contro le ordinanze. Sentite un po' che cosa è successo. Ultimo rapporto sull'Italia, giornata d'aprile 2024 dell'ECRI, l'organo antirazzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa. In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana, denuncia l'ECRI nel rapporto. Strasburgo evidenzia che le autorità non sembrano essere consapevoli della portata del problema e non hanno considerato l'esistenza della profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale, chiedendo quindi all'Italia uno studio completo e indipendente. Durante la sua visita in Italia, l'ECRI ha ricevuto molte testimonianze di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, soprattutto sulla comunità rom e sulle persone di origine africana, si legge nel documento. Lo studio richiesto alle autorità italiane dovrà prefiggersi l'obiettivo di individuare e affrontare qualsiasi pratica di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine. Strasburgo valuterà quindi tra 2 anni se la raccomandazione sarà stata eseguita. L'ECRI rileva con seria preoccupazione che il discorso pubblico italiano è diventato sempre più xenofobo negli ultimi anni e che i discorsi politici hanno assunto toni altamente divisivi e antagonisti, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo, migranti, nonché di cittadini italiani con background migratorio, rom e persone LGBTI. Si legge ancora nel rapporto. Purtroppo, si spiega nel documento, un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali.
Una situazione davanti alla quale l'ECRI raccomanda che le figure pubbliche, compresi i funzionari di alto livello e i politici di tutti gli schieramenti, siano fortemente incoraggiati ad assumere una posizione tempestiva, ferma e pubblica contro l'espressione di discorsi d'odio razzisti e LGBTI-fobici e reagire con discorsi alternativi, nonché a promuovere la comprensione tra le comunità, anche esprimendo solidarietà a coloro che sono bersaglio di discorsi d'odio. L'ECRI ritiene inoltre che i partiti dovrebbero... Ma vi rendete conto che già nelle parole questi sono divisivi? Che cacchio vuol dire promuovere la comprensione fra le comunità? Quindi esistono i ghetti, c'è il ghetto dei gay, il ghetto dei rom, il ghetto dei bianchi, il ghetto dei meridionali, il ghetto dei settentrionali, il ghetto degli italiani, il ghetto degli europei. Il ghetto di che cosa? Luigi Pirandello sarebbe stato estasiato davanti a un'espressione del genere. Vedete, questa è la teoria delle maschere di pirandelliana memoria, che viene esplicata da questo ente fumoso che dice appunto promuovere la comprensione tra le comunità. Io sono appartenente alla comunità degli italiani, no, prima degli europei, poi degli italiani, poi degli italiani del sud, poi degli italiani del sud che però sono maschi, che però sono bianchi, che però sono eterosessuali credenti e praticanti, cattolici. A quante cacchio di... Fino ad ora sono arrivato a 8 comunità, voi quante ne avete? Ma vi rendete conto? Vabbè, andiamo avanti. Poi la comprensione tra le comunità, vabbè. L'ECRI ritiene inoltre che i partiti dovrebbero adottare codici di condotta appropriati che proibiscano l'uso dei discorsi d'odio, invitino i loro membri e seguaci ad astenersi dal pronunciarli, appoggiarli o diffonderli e prevedano sanzioni in caso contrario. Ecco, per esempio, se io adesso dicessi io non sono a favore dell'utero d'affitto, cioè dell'utero in affitto, ciò farebbe di me un discorrente d'odio, una persona che sta facendo un discorso d'odio perché non la condivide questa cosa? Se io dicessi questo sarebbe un discorso omofobo? E se sì, perché? Chi è che lo decide? Sulla base di che cosa? E ancora, se la ministra Roccella, se il ministro Roccella prende e dice ragazzi siamo contenti che abbiamo reso il reato, l'utero in affitto reato universale, sta facendo un discorso d'odio la Roccella? Appartiene al Ku Klux Klan la Roccella? Quelli che ascoltano sta radio sono gente che appartiene al Ku Klux Klan? Vi rendete conto che roba? L'ECRI ritiene inoltre che i partiti dovrebbero adottare codici di condotta appropriati che proibiscano l'uso di discorsi d'odio. E chi lo decide che è un discorso d'odio? L'ECRI? Sulla base di cosa? Bene, ma adesso lo chiediamo a uno che è anche un avvocato nella vita, per cui a maggior ragione il discorso qui si fa ancora più appassionante. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, buonasera all'onorevole Nicola Ottaviani, ben trovato. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Chiediamo scusa per qualche rumore di sottofondo, ma ci troviamo in assemblea alla Camera, ma difficilmente si può saltare un appuntamento con Radio Libertà. Beh, sta lavorando, mica sta ballando, per cui si figuri, non si preoccupi. Anzi, senta, onorevole, qui io mi stavo veramente interpellando su una serie di cose. Prima di tutto, non so se ha sentito questo report dell'ECRI, l'organismo contro le discriminazioni europee, che dice che le forze dell'ordine di questo paese sono razziste perché fanno profilazione razziale sui migranti. Ma in ogni caso, prima di arrivare a questo e prima di arrivare alle raccomandazioni dell'ECRI che dice che in questo paese sono aumentati i discorsi d'odio, ecco, in tema di migranti e magistratura, mi perdoni, lo chiedo all'uomo di legge, ma lei se la sentirebbe di andare in giudizio sapendo che comunque la persona che la dovrebbe giudicare, anziché essere terza e imparziale secondo l'articolo 111 della Costituzione, potrebbe tranquillamente invece ritenere che
Giorgia Meloni è un pericolo per questa democrazia e quindi bisogna allinearla e metterla e farla rientrare nei ranghi? Guardi, c'è una polemica in questi giorni che forse è stata riportata male, forse è stata anche diffusa male da qualche parlamentare, non della Lega, ma da qualche parlamentare di Fratelli d'Italia, relativamente a quella che dovrebbe essere la necessità di rivedere un po' la separazione dei poteri. In realtà non è questo l'argomento importante attorno al quale va sviluppata la riflessione, perché i poteri sono separati, ci mancherebbe altro, legislativo, esecutivo e giudiziario, e però lei ha ricordato prima una norma, che è l'articolo 111 della Costituzione, che sottolinea come il giudice sia sottoposto soltanto alla legge. Quindi esiste una ripartizione dei poteri, ma ce n'è uno che è insuperabile, che è quello legislativo. Anzi, lo stesso articolo ci dice in un altro comma che la legge è amministrata in nome del popolo, quindi la giustizia è amministrata in nome del popolo, quindi il popolo non è un soggetto avulso dal contesto all'interno del quale insiste. La legge serve a disciplinare quello che è il concetto di comunità, la democrazia, l'organizzazione di una democrazia passano per la legge, e all'interno di questo meccanismo c'è anche una competenza particolare, che è quella dell'applicazione delle norme, della repressione dei reati, che spetta al potere giudiziario. Ma che cosa deve applicare il potere giudiziario? Spetta ancora, grazie al cielo, in democrazia e nella nostra Costituzione, al potere legislativo. Quindi noi siamo i primi a sottolineare come alcuni, purtroppo, che fanno più politica all'interno della magistratura e fanno poca attività giudiziaria o anche di giurisdizione, purtroppo a causa di loro poi ne viene meno quello che è il concetto spesso di imparzialità di tutto l'ordine giudiziario. Però questo non deve confondere le idee. Ecco, per qualche mera marcia non possiamo noi dire che tutto quel sistema dovrebbe essere marcia. È come dire, per qualche amministratore pubblico che in giro per l'Italia allunga le mani, allora andiamo a demonizzare tutti coloro che all'interno della pubblica amministrazione, negli enti locali, rischiano del proprio, si alzano la mattina, vanno a lavorare, vanno a fare i pubblici amministratori, o insieme alla pubblica amministrazione come cariche elettive portano avanti il lavoro personale, il lavoro che procura il reddito alle proprie famiglie. Quindi evitiamo una generalizzazione diffusa. Certo, in un passato recente noi abbiamo due esempi che sono assolutamente scioccanti, che in un paese come il nostro non dovrebbero trovare dimora. Probabilmente in un paese dell'America Latina, con tutto il rispetto per questi paesi sì, ma non in Italia. Abbiamo avuto il caso di un giudice che è stato preso anche di recente sul molo mentre cercava addirittura di respingere quelle che erano delle attività delle forze dell'ordine portate avanti con la massima legalità, giudice stesso che poi è andato ad occuparsi della materia dei migranti. E ce n'è stato un altro di magistrato che purtroppo appartiene anche ad un altro ordine speciale, che è quello specializzato, che è quello contabile, che durante la manovra finanziaria dello scorso anno ha avuto il coraggio di predicare quella che era l'ostruzione, anzi l'ostruzionismo ad ogni costo da parte della sinistra, che avrebbe dovuto bloccare la legge di bilancio per arrivare all'esercizio provvisorio. Ecco, lo diciamo soprattutto ai ragazzi, quelli che studiano all'interno delle università il diritto costituzionale, o quelli che studiano nelle scuole medie superiori un po' di diritto anche all'interno degli istituti che in qualche modo formano i giovani quotidianamente e non necessariamente a livello universitario. Questi sono pessimi casi di applicazione e di esplicazione di quella che è l'attività giudiziaria, ma la stragrande maggioranza dei magistrati del nostro paese sono puliti, sono per bene, sono grandissimi lavoratori, come la stragrande maggioranza della classe politica del nostro paese, soprattutto quella di centrodestra, permettetemi, è fatta di persone per bene, dignitose, capaci e che portano avanti gli interessi collettivi. È vero, e soprattutto tanti giudici, che sono la stragrande maggioranza, parlano solo con le sentenze
e non con le sparate politiche. Le chiedo 30 secondi di pausa, torniamo subito. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi con l'onorevole Nicola Ottaviani. Onorevole, senta, diciamo così, ora si parla di un'eventuale riforma costituzionale, è stata ipotizzata dal Presidente del Senato La Russa. Più che altro si torna in fondo alle radici della stessa Costituzione, al dibattito che ci fu in aula. Io penso per esempio a Calamandrei, che ipotizzò l'idea di un pubblico ministero che prendesse ordini direttamente dal Parlamento, cioè che fosse il Parlamento a fissare, diciamo così, le aree di azione o i programmi annuali di attività della magistratura. Addirittura si era ipotizzata una cosa del genere. Qui a malapena si è discusso solo di separazione delle carriere apriticello, ma non è che questi in fondo sono i frutti avvelenati di Mani Pulite, oltre che della stagione, lei la ricorderà probabilmente, della stagione negli anni 70-80 dei pretori d'assalto? Beh, guardi, lei ha toccato un tema oltremodo sensibile, soprattutto per chi, come me, come tanti, ancora trova passione ed amore per il diritto però quello che non ha colorazioni politiche, il diritto che è quello che è entrato all'interno della nostra Costituzione. Spesso il ragionamento con alcuni colleghi, non soltanto parlamentari ma anche giuristi, che cerchiamo di portare avanti è questo: ma immaginate voi se con la conflittualità che noi abbiamo attualmente nel nostro Parlamento, nelle istituzioni, più in generale nella politica, dove le grandi differenze ideologiche in realtà sono venute meno. Oggi il vero tema sul quale ci dobbiamo confrontare, mi permetta, è l'economia, perché le famiglie chiedono a noi risposte sull'economia, sul potere d'acquisto dei salari, sulle pensioni, sull'occupazione, sul prodotto interno lordo. Se in realtà non riusciamo a trovare soluzioni congrue su questa materia, ma come potremmo mai pensare noi di riformare la Costituzione, che è la grundnorma, la regola fondamentale, fermo restando che se torniamo 70 anni indietro, se solo dovessimo pensare per qualche istante a quello sforzo enorme che venne portato avanti da parte del legislatore costituente, e stiamo parlando di un legislatore che aveva ancora le mani intrese di sangue, perché nel 1947, nel 1948, coloro che poi fecero parte dell'Assemblea Costituente provenivano o da una frangia di sinistra o da una frangia di destra o da una frangia più moderata, ma avevano ancora le baionette sporche di sangue per quello che era avvenuto all'interno della geopolitica non soltanto internazionale ma anche nazionale. Ebbene, riuscirono a trovare, per la saggezza, per lo studio del diritto, per l'amore per il diritto e per l'interesse nazionale, riuscirono a trovare una sintesi su tematiche che oggi sarebbero in realtà sconvolgenti. Ecco, pensiamo soltanto a quello che è quel meraviglioso articolo 3 della Costituzione. La sinistra spesso lo tira in ballo a bambera perché non lo legge o non lo sa leggere. La sinistra parla di uguaglianza formale. Beh sì, c'è l'uguaglianza formale nel primo comma, ma c'è quella meravigliosa uguaglianza sostanziale nel secondo comma, che fa parte del nostro patrimonio genetico, del centrodestra e della Lega, ossia rimuovere gli ostacoli che possano far sì che venga attuato sotto il punto di vista pratico il principio dell'uguaglianza. Dire che tutti debbano essere uguali, che tutti debbano avere tutto, beh, insomma è molto semplice dirlo, è qualunquista, è molto pentastellato. Rimuovere poi quegli ostacoli che permettono alle famiglie di migliorare il loro reddito, come stiamo facendo noi in questo momento, con l'abbattimento del cuneo fiscale, con l'abbattimento di 7-8 punti del cuneo fiscale, ampliando la base anche dei soggetti che ne potranno beneficiare, arrivando probabilmente
a 11 milioni di famiglie. Ecco, questo significa rimuovere gli ostacoli che facciano partire tutti alla pari dai banchi di partenza. Poi il problema però è un altro: oltre a far partire tutti alla pari dai banchi di partenza sotto il punto di vista dell'istruzione, sotto il punto di vista anche della sanità, sotto il punto di vista dei servizi anche locali, poi deve però scattare il merito, perché chi sa meglio amministrare i servizi locali, chi sa non disperdere le risorse pubbliche, ad esempio nella sanità, è giusto che venga premiato, è giusto che sia un punto di riferimento. Ecco, il merito è la vera grande novità del nostro centrodestra, è la stella polare anche e soprattutto della Lega, per realizzare che cosa? Quella coesione sociale dove chi ha di più può dare di più, ma se viene messo in condizioni di dare di più. Se si mena agli arti inferiori, se lo si azzoppa, è chiaro che non è utile né per sé né per il resto della collettività e della comunità dove è inserito. Certamente. Senta, onorevole, per chiudere la nostra conversazione, che cosa state votando? Noi stiamo votando in questo momento una serie di provvedimenti che riguardano in realtà, ecco, il miglioramento anche di quello che è il concetto del parlamentare sotto il punto di vista della decisione, cioè entrare all'interno di quelli che sono i meccanismi dei regolamenti parlamentari, migliorare anche quello che è l'assetto dello stesso regolamento, dello statuto di cui ci siamo dotati, e insistere anche in ordine a quelle che sono le missioni internazionali che devono essere finanziate, che devono essere in qualche modo assicurate, perché quelle missioni internazionali corrispondono, anche se indirettamente, anche al nostro interesse. Certamente. Allora io la lascio al suo impegno e al piacere di risentirci presto. Allora. A presto a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora. Sigla. Qui Parlamento. E adesso che abbiamo recuperato il qui Parlamento, scusate, c'è stato un piccolo qui pro quo di tipo tecnico, io direi che possiamo passare al secondo argomento di stasera, il faccia a faccia con Gianandrea Gaiani, ma prima ci sentiamo un pezzo del 1982 dei Clash, Rock the Casbah, e andiamo. You have to let that rock and roll. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Shawty, don't like it. By order of the prophet, burn that boogie sound, degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the fellow when they brought out the electric drum, the local guitar picking out his guitar picking drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wave. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. I'm over at the temple. Oh, they
la linea. Grazie Lorenz. La Casba settimana scorsa ha roccheggiato non poco il 16 di ottobre quando un carro armato Merkava da 70 tonnellate con un cannone da 120 mm ha centrato il primo piano di un palazzo a Gaza, all'interno del quale si nascondeva Yahya Sinwar, il capo di Hamas. Adesso però la domanda è: chi ne prende il posto? Perché sapete che la BBC ieri ha ricevuto un'informazione da Hamas, c'è questo quintumvirato o pentavirato, come lo vogliamo chiamare, composto di 5 componenti di Hamas, 4 sono noti, sono stati diffusi i nomi, del quinto non si danno le generalità e a marzo, quando ci sarà l'elezione interna per il nuovo capo di Hamas, non sarà comunicata la sua generalità per paura ovviamente che arrivino gli israeliani e lo facciano fuori. Ma la morte di Sinwar naturalmente rappresenta solo uno dei problemi che ci sono da gestire nel Medio Oriente. E ancora, che cosa succederà invece in Ucraina e che cosa succederà a Taiwan, dove le forze armate cinesi si sono presentate in massa a disegnare questo inquietante cuore attorno all'isola? Beh, io ne ho parlato con il nostro Gianandrea Gaiani, che come sapete è fondatore e direttore di analisidifesa.it. State a sentire che cosa ci siamo detti, commentatelo al 340 670 9659. A più tardi. E allora questa sera io ho il piacere di ritrovare un valentissimo collega esperto di questioni militari, un amico di questa trasmissione, insomma è Gianandrea Gaiani, il fondatore e direttore di analisidifesa.it, che ringrazio come sempre del suo tempo e della sua disponibilità. Gianandrea, allora, Yahya Sinwar muore. Tra l'altro già ci sono tutte le varie teorie sulla sua morte, che si sia sparato lui, che in realtà non l'abbia ammazzato il colpo di cannone del Merkava che ha buttato giù il primo piano del palazzo in cui si era rifugiato, eccetera, eccetera. Però un fatto è certo: Hamas ieri, parlando con la BBC, ha detto no, guardate, noi eleggeremo a marzo il nuovo capo di Hamas. Per adesso c'è un gruppo, una sorta di comitato di salute pubblica di 5 persone, 4 sono stati resi i nomi di questi 4, il quinto non si sa chi sia, e diciamo così, per adesso Hamas sembra dover prendere fiato e riorganizzarsi. E allora la domanda è: che cosa succede adesso? Israele si volgerà contro l'Iran oppure che cosa accadrà? Ma è evidente che Israele, uccidendo in pochi mesi il leader politico di Hamas, Haniyeh, ucciso a Teheran, poi uccidendo Sinwar, che aveva preso la leadership non solo militare ma anche politica di Hamas, e poi uccidendo Hassan Nasrallah, il capo politico di Hezbollah, Israele ha dimostrato di non voler negoziare con nessuno, perché uccidendo i capi dei movimenti dei suoi avversari, cioè quegli interlocutori con cui di solito in guerra si negozia, cioè il nemico, Israele ha dimostrato di non voler negoziare con nessuno, ma di puntare a uccidere i leader dei movimenti avversari, e questo ovviamente indurrà i nuovi leader di Hamas a una maggiore prudenza, anche solo nel presentarsi in quanto nuovi leader e successori di Sinwar. E sul fatto che Israele possa procedere a un attacco all'Iran, o comunque a una risposta a quell'attacco iraniano del 1 ottobre, che poi rappresentava la risposta dell'Iran ad attacchi israeliani, questo è da vedere. Io credo che Israele dovrà in qualche modo rispondere, però attenzione, perché Israele in queste settimane, sono passate ormai 3 settimane da quell'attacco iraniano, ha mostrato di essere molto vulnerabile, molto più di quello che gli stessi israeliani pensavano, no? Basti riflettere sul fatto che l'attacco iraniano del 1 ottobre è vero, 180 missili, il 75% intercettati, ma una quarantina hanno colpito in maniera importante bersagli militari importanti in Israele, quindi basi aeree, una base radar importante. Successivamente droni di Hezbollah, di produzione iraniana, sono riusciti a colpire
alcune basi militari nel cuore di Israele e addirittura la casa di Netanyahu, quindi questo mostra una vulnerabilità di Israele che ovviamente di cui il governo dovrà tenere conto, e anche gli apparati militari prima di pensare a un attacco, a colpire nuovamente l'Iran. Però nel frattempo resta un fatto, e il fatto è che quel drone che ha cercato di far fuori Netanyahu colpendo appunto la sua villa al mare a Cesarea, e questo necessariamente permette a Israele di tentare di colpire il pesce grosso, cioè l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Voglio dire, gli israeliani sono pur sempre quelli che con 4.000 cerca persone, diciamo così, taroccati, hanno fatto un bel botto in Libano. Quindi cosa fa adesso Sì, certo. Khamenei? No. Allora, il discorso è che le capacità israeliane di colpire, come hanno fatto con l'intelligence, sabotando i cercapersone, non sono in discussione. Qui ci sono altre valutazioni. La valutazione più importante è che tutti e due i combattenti hanno degli assi nella manica. Israele, ad esempio, in questo periodo soffre di un problema, ha una crescente carenza di missili e di sistemi per la difesa aerea. Lo ha ammesso lo stesso amministratore delegato delle industrie aerospaziali israeliane, dove si lavora 24 ore al giorno per costruire nuovi missili, che però non vengono prodotti, ovviamente, come accade anche in Occidente quando si pensa ai rifornimenti di missili antiaerei per l'Ucraina, non vengono prodotti con la velocità con cui vengono consumati. Ed è un anno che Israele utilizza i suoi missili, i suoi diversi sistemi di difesa aerea, antimissile, antidrone in maniera piuttosto intensa. E questo è il vero problema, nel senso che l'Iran, secondo le stime americane, disporrebbe di almeno 3.000 missili balistici. Se ne lanciasse 200 ogni notte, potrebbe sostenere uno sforzo del genere, un'offensiva del genere per 15 giorni con 3.000 missili. Il problema è che Israele non potrebbe probabilmente in questo momento difendersi da un attacco così massiccio e continuato per più di un paio di giorni o 3 giorni. Questo lo conferma anche che cosa? Il fatto che gli americani hanno schierato una batteria di difesa antimissile THAAD e gli israeliani ne hanno chiesto un'altra sul territorio israeliano. Quindi Israele è anche sempre più dipendente per la sua sicurezza dai rifornimenti di armi e munizioni che giungono dagli Stati Uniti, che già sono impegnati a rifornire più o meno delle stesse cose l'Ucraina. Quindi c'è una vulnerabilità di Israele crescente, che è una dipendenza crescente di Israele dagli aiuti militari americani, e questo ovviamente è un tema di cui chiunque pianifichi operazioni militari deve tenere conto. Chiaro. Senti, ma a proposito di missili e di rifornimenti, spostiamoci un momento dalla parte dell'Ucraina. Arrivano al fronte i soldati nordcoreani. Che fa? Putin non manda a morire i figli dei suoi amici ricchi? Ma attenzione, questa bolla sui soldati nordcoreani al fronte per ora sono chiacchiere. No, nel senso che non se ne è ancora visto uno, sono a più di un anno che parliamo dei missili nordcoreani balistici in Ucraina. Per ora sono circolate le immagini dei relitti di un paio di questi missili, quindi non devono essere poi così tanti. Io vedo che c'è un tentativo di forzare sulla questione nordcoreana, della presenza nordcoreana, perché questo è negli interessi di Kiev, e anche l'Occidente potrebbe dire ma se i nordcoreani combattono con gli ucraini allora la guerra si allarga. In realtà, a me, francamente, lo dico proprio con molta franchezza, tutto questo fa molto sorridere perché io non escludo che soldati nordcoreani o di altre nazioni alleate dei russi possano andare a combattere in Ucraina o ad andare al fronte. Perché l'esperienza bellica che i russi stanno conseguendo in questo conflitto renderà il loro esercito al pari di quello ucraino i più esperti nella guerra moderna, e che ci siano
gli alleati dei russi che vogliono mandare i loro uomini delle loro forze speciali o osservatori a vedere da vicino come si combatte questa guerra, lo trovo più che normale, che logico, che lecito. Così come ci sono gli osservatori e i consiglieri e i militari occidentali che sono al fianco degli ucraini per le stesse ragioni. Ci sono migliaia di combattenti occidentali che combattono al fianco degli ucraini e migliaia sono anche morti. Ci sono dei report interessanti su questo di cui che vengono dalla Russia ma che nessuno ha mai voluto commentare, ma sulla stampa polacca si trovano parecchie informazioni sui caduti polacchi al fianco degli ucraini, quindi insomma che ci siano degli stranieri che combattono al fianco dei due eserciti lo sapevamo da tempo. Già nel 2022 ad esempio c'erano truppe cecene che stavano con Mosca e ex ribelli ceceni che combattevano con gli ucraini, solo per dirne una. Però l'idea che ci siano battaglioni, una brigata intera o addirittura più di una brigata nordcoreana al fronte in Russia, il governo nordcoreano ha smentito, ma finora non ci sono elementi su questo. La notizia viene molto pompata da Seoul, dagli Stati Uniti, che però, attenzione, Lloyd Austin, il capo del Pentagono, ha detto che non ci sono elementi per confermare questa notizia. E sarebbe una cosa grave, importante, ma sì, io contesto anche l'idea della cosa grave, cioè, teniamo conto che ci sono già militari della NATO in Ucraina, perché se diversamente i missili da crociera Storm Shadow che gli ucraini impiegano, che gli hanno fornito francesi e inglesi, i missili balistici ATACMS, gli stessi F-16 ucraini non potrebbero essere gestiti in Ucraina da personale ucraino. È necessaria la presenza di personale dei paesi occidentali. Quindi noi siamo già, noi come NATO, presenti con nostri militari e truppe e consiglieri in Ucraina. Il fatto che perché siamo alleati degli ucraini, il fatto che alcune nazioni alleate della Russia facciano altrettanto, mandino osservatori o anche qualche combattente, non credo che debba stupire, non lo trovo più scandaloso di quanto non lo sia la presenza dei militari della NATO al fianco degli ucraini. Gianandrea, una curiosità. Allo scoppio di questa guerra è rimasto famosa la crociera che un incrociatore lanciamissili russo ha fatto nel Mar Mediterraneo. Era un gemello della Moskva che poi è stata affondata nel corso della guerra, se mal non ricordo. Insomma, questo incrociatore fece un bel giro arrivando fino al mare Adriatico, tallonato al gruppo della portaerei Ford, mi pare, insieme con la De Gaulle e la Cavour, e andavano tutte e tre appresso a questo incrociatore che, dopo essere stato in Adriatico, è rientrato nel Mar Nero. Allora, la domanda è: tutto tranquillo adesso sul mare? Com'è che la Russia non fa più queste cose? Ma allora, la Russia ha una flotta nel Mediterraneo che è basata per lo più nel porto di Tartus sulla costa siriana, ed è una flotta che dipende dalla flotta del Mar Nero, ma in realtà queste crociere ci sono sempre state e c'erano durante la guerra fredda quando ero un ragazzo, sono riprese, ci sono adesso. Diciamo che la visibilità che viene data mediaticamente a queste crociere di navi militari dipende dall'andamento della situazione geopolitica. Quando prima della guerra un gruppo navale britannico entrò nel Mar Nero, un cacciatorpediniere sconfinò nelle acque della Crimea. Perché? Perché per la Gran Bretagna la Crimea è territorio ucraino, non riconoscendo la Gran Bretagna l'occupazione o l'annessione della Crimea alla Russia. I russi lanciarono un po' di bombe intorno a questa nave se ne andò. Insomma, queste battaglie navali, così come i duelli aerei fra aeroplani russi e dei paesi della NATO sul Baltico, sul Mar Nero. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Mar Nero avvengono regolarmente. C'è un diritto di libertà di navigazione che tra l'altro l'Occidente difende strenuamente quando si tratta delle isole del Pacifico che la Cina ha occupato, ad esempio nel Mar Cinese meridionale,
io credo che spesso è normale che le potenze militari mandino le loro navi vicino alle coste dell'avversario, della controparte, anche per saggiare la resistenza, anche per dimostrare che sono in grado di essere presenti, anche per mostrare bandiera, che è uno dei compiti importanti di tutte le flotte militari. Quindi io non attribuisco una grande rilevanza a questo tipo di crociere, perché servono. La Russia dimostra che può muoversi liberamente nel Mediterraneo, nell'Adriatico, con una grande nave da guerra, così come i droni americani sorvolano il Mar Nero per dimostrare che il Mar Nero non è sotto il controllo russo. Insomma, fa parte dei soliti giochi di guerra che di solito accompagnano guerre che ci si augura tutti restino il più possibili fredde. Ecco. Certo. La Moldova si è votato e insomma sembra che l'orientamento del popolo sia europeista o verso l'Europa, e la Russia come la prenderà? Ma io sulla legittimità di quello che accade in Moldova ho molti dubbi, non perché la penso come i russi, ma perché in quel paese hanno messo fuori legge dei partiti con l'accusa di essere filorussi. Questa cosa io l'ho vista fare già in Ucraina, quindi questo risultato che è mutato rapidissimamente con gli ultimi spogli di voti mi lascia molto perplesso. C'erano molti voti dall'estero, da quello che emerge i moldavi che hanno votato in Moldavia hanno votato per lo più per il no. I voti dall'estero hanno cambiato la proporzione, molti lamentano brogli. Io insomma sono molto scettico rispetto a questo risultato, che peraltro non è vincolante, di questo referendum. Perché? Perché la Moldavia è diventata un campo di battaglia, per ora solo politico, nel confronto in atto fra NATO e Russia. Ha una premier filo occidentale che ha messo fuori legge un partito perché era, secondo lei, filo russo, e ha il sostegno di UE e NATO, però non ha il sostegno massiccio della popolazione, come anche il risultato finale di questo referendum, 50,3, cioè per il sì, sta dimostrando, e ci sono molti che lamentano dei brogli. Credo che la Moldavia rischi di diventare la prossima Ucraina, più piccola come estensione territoriale, ma i movimenti che vedo di pressione su questo paese mi ricordano un po' quello che è accaduto in Ucraina una decina di anni or sono. Però spero di sbagliarmi e vedremo. Però io su questo non commento i risultati questi risultati, perché sono molto discutibili e molti li stanno mettendo in discussione. Gianandrea, mi avvio alla conclusione di questa nostra conversazione, intanto ringraziandoti come sempre per la cortesia e per la disponibilità, con due cose. La prima, Taiwan, la flotta cinese che disegna un cuore attorno all'isola, come a dire: guardate che potete anche fare finta di niente, ma noi al momento opportuno arriveremo. La seconda, io e te stiamo parlando oggi che è il 22 di ottobre, mancano 14 giorni alle elezioni americane, finalmente sapremo per chi penderà il piatto della bilancia. Che cosa succede mattina del 6 novembre? Ma io non ho la sfera di cristallo, però sono convinto che non sono neanche certo che noi sapremo quella mattina lì chi ha vinto le elezioni, perché attenzione, queste sono elezioni le più divisive della storia americana. Mi aspetto già, visto il contesto con cui si svolge il voto negli Stati Uniti, no? Voto postale, alcuni stati addirittura non ti chiedono neppure il documento quando vai a votare, ma aspetto forti contestazioni. Probabilmente, se sono veri i sondaggi, chiunque vinca vincerà di poco, quindi il paese resterà spaccato. Non lo so cosa succederà, attenzione, perché ecco, uno dei rischi, a mio parere, è che gli Stati Uniti escano destabilizzati da queste elezioni. Vedremo. È chiaro che un'America che dovesse piombare nel caos in seguito a queste elezioni sarebbe un problema per tutto il mondo. Quindi su queste elezioni non so, è difficile, a mio parere, fare previsioni
oggi non tanto sul risultato chi vince o chi perde, ma su come poi verrà gestita la vittoria e la sconfitta. Probabilmente nessuno è disposto ad accettare la sconfitta, visto che ci sono, anche 4 anni fa emersero, diverse situazioni in America dove è possibile effettuare brogli e oppure è possibile lamentare brogli, e questo probabilmente potrebbe avere un peso anche in queste elezioni. Circa Taiwan, insomma, la Cina dimostra che può fare un blocco navale intorno a Taiwan, ha una flotta che è in grado di bloccare Taiwan, che è un'isola, e detto questo è un peso militare, politico, economico, strategico per un paese come Taiwan, che vive di esportazioni, per lo più ovviamente via mare, e che però importa via mare la gran parte delle materie prime che servono alla sua possente industria. Detto questo, io non credo al rischio di una guerra per Taiwan. Perché dico questo? Perché all'invasione cinese di Taiwan non credo, perché Taiwan, la Cina ha bisogno di riunire Taiwan alla grande Cina, anche perché con il PIL di Taiwan la Cina diventerebbe la più grande potenza economica del mondo probabilmente. Ma se per inglobare Taiwan dovesse distruggerla in una guerra, la Cina tra l'altro è in grado di distruggere Taiwan con un attacco missilistico molto violento, potrebbe avere più difficoltà a conquistare Taiwan, perché le zone dove si può sbarcare a Taiwan sono 2, nel nord e nel sud, soprattutto nel nord, e portare 1 milione di soldati cinesi su quell'isola potrebbe non essere militarmente un affare troppo facile, anzi potrebbe essere molto complicato per i cinesi. Non ci dimentichiamo che le forze armate cinesi, per quanto evolute tecnologicamente, non hanno mai combattuto una guerra, e l'ultima la fecero nel 77 contro il Nord Vietnam, ma sono passati molti anni. Quindi quello che io credo invece è che la Cina abbia interesse a inglobare Taiwan integralmente, senza distruggerla, perché se la ingloba con un'azione politica o di pressione militare, ma senza una guerra, incamera il grande PIL, la grande ricchezza di Taiwan. Se la dovesse distruggere l'isola in una guerra, la Cina si troverebbe soltanto 23 milioni di taiwanesi da sfamare. Insomma, deve essere un'operazione il più possibile indolore. Sì, credo a questo. Solo così avrebbe un senso, credo. Allora staremo a vedere. Tanto il 2049 e tra 25 anni Pechino ha promesso che entro quel centenario della Cina deve arrivare all'unificazione, quindi morto calma, direbbero gli americani. Speriamo di poter trovarci ancora noi due nel 2049 a discutere di questo problema. Ecco, mi sembra una buona prospettiva. Grazie. Auspichiamo di continuare a poterne parlare anche nel 2049. Sì, casomai a Vlad non venisse voglia di premere qualche bottone o a qualcun altro nel mondo. Speriamo di no, speriamo di no. Speriamo di no, assolutamente. Grazie. A presto. Casomai a Vlad non venisse voglia di premere qualche bottone o a qualcun altro. Speriamo di no, assolutamente. Grazie. A presto. Give me time.
Te la linea. Grazie Lorenz. E allora sono le 19:13 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato il Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, 1983. Avremmo dovuto avere In attesa di giustizia, ma stasera non c'è possibile avere la rubrica, la recupereremo naturalmente martedì prossimo. Allora apriamo i telefoni allo 0292947222. Potete commentare già il dibattito con la conversazione con Gian Andrea Gaiani, oppure se avete la bontà di ascoltarmi un attimo, io vi racconto che cosa è successo ancora dopo questa prima bordata dell'ECRI contro la polizia italiana accusata di essere razzista. È intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale si è detto stupito dalle parole di questa entità europea. Andiamo a vedere che cosa ha detto il Presidente della Repubblica. Allora, vediamo un po'. Presidente della Repubblica appunto dice l'ANSA mi sente stupito dalle parole del Consiglio d'Europa. Vi ricordo sempre appunto che l'ECRI, questo organismo che si occupa, l'organismo è l'organo antirazzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa, dice appunto che in questo paese sono aumentati i discorsi a base di odio e poi soprattutto c'è una profilazione razziale potenziale contro africani e rom. E allora che cosa dice Giorgia Meloni? Giorgia Meloni, sempre qui sull'ANSA, abbiamo la sua replica, dice l'ECRI, l'organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo. Le nostre forze dell'ordine, ha scritto la Premier sui social, sono composte da uomini e donne che ogni giorno lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie. Il Presidente della Repubblica invece, informa il Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani, esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto della Commissione contro razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa e ribadendo stima e vicinanza alle forze di polizia. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il Consiglio d'Europa, il cui scopo dovrebbe essere promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei paesi in Europa, trova il tempo di esprimere un pesante giudizio verso le forze di polizia italiane, arrivando addirittura ad accusarle di razzismo. È inaccettabile che un'organizzazione internazionale, di cui non tutti hanno ancora ben compreso il ruolo, insulti donne e uomini che con dedizione ogni giorno mettono a rischio la loro vita per garantire la sicurezza dei cittadini. E poi abbiamo il vice premier, leader della Lega, Matteo Salvini, donne e uomini in divisa attaccati vergognosamente dall'ECRI, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, un ente inutile pagato anche con le tasse dei cittadini italiani. Come Lega proporremo di risparmiare questi soldi per destinarli alla sanità anziché infangare le nostre forze dell'ordine. Salvini sintetizza così sui social il rapporto dell'organo antirazzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa. Polizia italiana razzista nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Se a questi signori piacciono tanto rom e clandestini, se li portino tutti a casa loro a Strasburgo, conclude Salvini. Nel testo finale del decreto legge sui paesi sicuri per il rimpatrio, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, come apprende l'ANSA da diverse fonti, potrebbe rientrare anche una norma per inserire il ricorso in Corte d'Appello contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio, che al momento possono essere impugnate in Cassazione. Il testo del provvedimento dovrebbe essere trasmesso in giornata al Quirinale e, secondo quanto viene riferito, potrebbe contenere anche questa novità normativa che era stata approfondita nella preparazione del decreto e fino a poche ore fa pareva essere stata accantonata. Poi vedremo che ulteriori aggiornamenti avremo su questo tema. Allora, Popolo Italiano 0292947222,
se volete dire la vostra. Io trovo veramente assurdo dire che la polizia italiana sia una polizia razzista, mi sembra abbastanza assurdo tutto questo. Poi non capisco per quale motivo la si debba ritenere razzista e non capisco anche questo allarme per i discorsi d'odio nel nostro paese. Cioè, qui si sta perdendo, e questa è la cosa più drammatica, qui si sta perdendo la capacità di discutere e di dibattere. Si sta perdendo la capacità di parlare delle cose, di dire non sono d'accordo. Se tu non sei d'accordo, automaticamente vieni messo nell'elenco dei mostri. I mostri che non vogliono determinate cose, i mostri che vanno ancora in chiesa, i mostri che vogliono il controllo delle frontiere, i mostri che vogliono l'accordo con l'Albania, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io penso, veramente, ve lo dico, io penso quasi con sollievo al 5 di novembre. Perché sì, è una corsa molto serrata, ma vi immaginate se dovesse vincere di nuovo Trump? Che goduria. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Marco carissimo, ben trovato, dimmi di te. Anche a te, caro. Allora, due accenni agli Stati Uniti e a Taiwan. Come diceva Gaiani, c'è molta probabilità di brogli negli Stati Uniti. Infatti era quello che, se non avesse detto lui, avrei detto io, appunto, intervenendo in questa telefonata. Quindi semplicemente si parla tanto di brogli in Moldavia o in Moldova, anche negli Stati Uniti lo si può fare, perché in certi stati non è necessario nemmeno presentare il documento di identità. Quindi Antonino Danna e Marco Mari potrebbero andare in più seggi tranquillamente dicendo che votano, basta, fine. Poi ci sono sì, perché purtroppo, vedi, il problema è che in quella società funziona che lo Stato si fida di te e se tu lo prendi in giro poi la paghi cara. Il problema è che questo sistema comincia a non funzionare più. Prego. Allora, su Taiwan, come diceva Gaiani, la Cina farebbe prima a prenderla per fame. La Cerchia non fa passare più niente di entrata e di uscita e pace bene nel giro di 2 mesi, ha preso Taiwan, senza sparare un colpo. Però il mio intervento inizialmente voleva essere riservato a quello che sta accadendo all'Occidente. Sì, allora, da che mondo, la faccio in breve, da che mondo è mondo, chi ha il potere ha sempre trattato la sua gente da cani, affamandola, sfruttandola, mandandola a morire per fare delle guerre contro altri paesi. Questo è successo in tutto il mondo indiscriminatamente. Le cose hanno cominciato a cambiare circa 100 anni fa, con le monarchie costituzionali e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha fatto praticamente finire in un certo senso il discorso dei nobili, dei nobilati, di quelle cose lì, e introducendo la vera e propria democrazia. Peccato che chi ha perso il potere 70-80 anni fa, gli eredi di quelli lì, si stanno vendicando e hanno cominciato a allineare gli stati, i paesi occidentali, perché negli altri paesi del mondo non c'è questa forma di governo, praticamente mettendo dei propri uomini, piano piano togliendoci la libertà, lo abbiamo visto in più volte, togliendoci il soldo, perché noi come Occidente eravamo diventati una società ricca. Le persone avevano acquisito libertà, soldi, e quando tu hai i soldi e la libertà puoi fare quello che vuoi, e anche mettendo al potere dei partiti diversi da quelli che ci sono stati fino a 20, 30, 40 anni fa. I trattati, attraverso le istituzioni sovranazionali, UE, NATO, aggiungine qualcun'altra tu, che legano gli stati, perché oggi noi che siamo nell'Unione Europea dobbiamo ingoiare dei rospi, magari li ingoiano anche gli altri stati, però io parlo dell'Italia, dobbiamo ingoiare dei rospi, essere allineati, perché altrimenti arrivano le multe. Un altro attacco all'Occidente è perché qui è nata l'uguaglianza tra le genti
e tra i generi sessuali, uomo e donna. In altre parti del mondo questo non esiste, non è mai esistito in passato e lo sappiamo tutti. Quindi l'Occidente oggi come oggi è nel mirino del potere, dei poteri, che addirittura sta facendo, e poi dimmi se sbaglio perché io vado avanti, sta allineando anche il discorso religioso. Noi abbiamo rinunciato a conquistare il mondo con il cristianesimo ed è giusto anche così, ma ci sono altre religioni, basta guardare l'altra parte del Mediterraneo o il Medio Oriente, che quel progetto non l'hanno mai abbandonato e non hanno fretta. Ce lo hanno anche detto in faccia 30-40 anni fa: con le vostre leggi vi domineremo e con il ventre delle nostre donne vi conquisteremo, eccetera. Quindi ragazzi, l'Occidente è il cane in chiesa, mettiamola pure così, nel mondo. Noi siamo riusciti con tantissimi errori che abbiamo fatto come Occidente a metterci contro la Russia, la Cina, il mondo arabo per ragioni religiose. Abbiamo fatto tutto il peggio che potevamo fare. Il problema, e chiudo davvero, che molta gente occidentale di questo non se ne rende conto oppure fa finta di niente perché gli conviene. E c'è chi lo fa, chi è contro l'Occidente anche per ragioni politiche, perché vuole buttare giù quei governi che cercano di cambiare le cose, pur di tornare al potere è disposto ad allearsi col diavolo. Antonino, ti saluto e ti ringrazio, scusami per la lungaggine. No, Marco, figurati, grazie. Dunque, è un discorso molto complesso quello che tu hai fatto. Diciamo una cosa, e mi riallaccio, diciamo, forse all'essenza della tua conversazione. Sì, l'Occidente è ricco. Lo è ancora, malgrado si stia facendo di tutto per impoverire la classe media e per distruggerla. Ma diciamo che fino alla fine degli anni 90 la classe media non se l'è passata male. Non se l'è passata male per tanti motivi, ha potuto godere di un welfare straordinario, ha potuto avere pensioni che noi nati dopo nel 1980 e dal 1980 in poi ci sogneremo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il fatto è che qui si è scambiata la globalizzazione, che poteva essere un'opportunità non soltanto a livello economico, ma anche e soprattutto a livello appunto di esportazione di valori. Valori come la libertà di parola, i diritti umani, eccetera, che sono quello che fanno l'Occidente. Si è persa questa occasione, si è preferito solo sfruttare l'occasione per fare più soldi possibile e non farlo per tutti, non farli per tutti, non dare una ricaduta positiva per tutti, ma semplicemente per far arricchire i soliti noti, che sono quelli che sono andati a delocalizzare in Cina, per capirci, chiudendo le aziende qua in Italia. Questa gente qui ha fatto i soldi, ma è lo stesso ragionamento del rapinatore della strada. Non c'è stato niente di lungo periodo. E non c'è stato niente di lungo periodo anche perché non solo le élite, ma soprattutto la politica non sono stati in grado di gestire e di cavalcare questa tigre. Non è stato possibile. O meglio, non hanno avuto la testa per gestire una cosa del genere. Perché? Perché per gestire una cosa del genere, tu devi avere una testa capace di pensare a 50-80 anni. E nessuno di questa classe politica è in grado di pensare, non parlo dell'Italia, parlo proprio dell'Occidente, non c'è nessuno che è in grado di pensare a 50-80 anni. Nessuno. Ergo, questo è il risultato. Questo è il risultato. It's the economy stupid, ma non è the economy che è la base di tutto quanto. Non lo è affatto. E questo è quello che ha fatto fallire tutto il discorso. Dice, c'è la distruzione in atto dell'Occidente. Sì, lo vogliono. Quando io nell'Occidente, con le sue libertà e democrazie, devo sentire inneggiare a dittatori,
Quando io nell'Occidente, con le sue libertà e la sua democrazia, in cui una donna è libera di abortire, libera di fare sesso con chi vuole, è libera, paradossalmente in certe realtà non è così, ma è libera di esprimere la sua opinione, votare, trovare un lavoro, eccetera, eccetera, mentre in altre realtà non possono nemmeno parlare perché la voce è un oggetto sessuale. Eppure in questa società noi troviamo gente che inneggia ad Hamas, che inneggia all'Islam più retrivo. Ecco, quando io vedo questo, io capisco che l'Occidente o una parte di esso ha questo cupio di solvi, questa voglia di autodistruzione, questa voglia di sottomissione, che nasce dall'ignoranza. Nasce dall'ignoranza e nasce da questa storia continua dell'uomo bianco che è colpevole di tutto quanto. Ma colpevole di cosa? Che l'uomo bianco ha portato la civiltà nel mondo. Spiace dirlo, ma è così. Ma è così. Ha costruito infrastrutture, porti, sì, certo, l'ha fatto perché i beni dovevano affluire alla corte a Londra, nei negozi inglesi, dovevano affluire nelle migliori vie di Parigi, di Roma, di Berlino, di quello che volete voi, non stiamo discutendo questo. Non l'ha fatto perché era in missione per conto di Dio l'uomo bianco, tutto questo. Non lo ha fatto per questo. Ma resta un fatto, non posso accettare nel 2024 gente come appunto la senatrice aborigena che è andata a gridare a Re Carlo, nato nel 1948, tu hai rubato la mia terra, tu sei colpevole di questo e di quello, perché giudicare l'ora per allora? E la storia non è questo, non vive di queste cose. 30 secondi di pausa, poi ci sentiamo gli 883, la regola dell'amico 1997, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea. Alle 19:34 minuti e 28 secondi avete ascoltato gli 883 con La regola dell'amico, anno di grazia 1997. Chi di voi ha visto Jolly Blue, il loro musicarello dell'anno dopo? Lo confesso, io ho spesi 7.500 lire e sono andato a vederlo. Ebbene sì, ebbene sì. 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340-670-9659 se volete esprimervi attraverso il WhatsApp o la zappa. Ciao, bene l'Ungheria ha fatto nel richiedere la decadenza dell'immunità alla Salis. La Salis non è una vittima politica, ma con un martello ha cercato di uccidere una coppia di ungheresi che camminava per rientrare a casa. Bene, grazie Maurizio. Allora, credo ci sia una telefonata. Lorenz, la passiamo. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi tutto. Buonasera Antonino, a te, all'equipe e a tutti gli ascoltatori di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con te Antonino Danna sulle frequenze magiche frequenze di Radio Libertà, la Talk Radio. Un saluto noblesse oblige e dunque io andrei corritoriale senza perdere tempo. Il punto di Michele Caruso. Il disegno di legge Varchi, che ha configurato la maternità surrogata, o come delicatamente viene definita anche gestazione per altri, come reato universale in Italia, ha suscitato un vespaio di polemiche. Ma di cosa si tratta esattamente? Che cosa prevede questo provvedimento? Questa espressione indica un comportamento classificato come reato per cui si viene puniti indipendentemente dal fatto che sia stato compiuto sul territorio nazionale dello Stato in cui si vive, che lo ha configurato come tale. Normalmente nell'ambito del diritto penale si puniscono le condotte che vengono commesse sul territorio dello Stato, mentre in questo caso vengono sanzionate anche quelle che hanno avuto luogo all'estero. Con l'approvazione del DDL Varchi, in Italia la gestazione per altri, chiamata anche maternità surrogata o con un termine più crudo, utero in affitto, diventa reato universale. Nel nostro paese era già vietata perché la legge 40 del 2004 ne aveva introdotto il divieto, ma ora la punibilità viene estesa anche a chi l'ha effetto all'estero, recandosi nelle nazioni dove è consentita. Fino ad oggi le coppie che hanno beneficiato di questa pratica e che una volta tornati in Italia chiedevano la trascrizione di un atto di nascita in cui comparivano i nomi di due genitori intenzionali perché uno dei loro due o entrambi non avevano partecipato alla procreazione, non venivano punite. Le coppie che desideravano ricorrere alla gestazione per altri, sia eterosessuali, dove magari la donna era sterile, sia omosessuali per ovvi motivi, perché andavano oltre la natura, laddove non consentiva attraverso la scienza ricorso alla procreazione artificiale, si recavano in altri paesi europei ed extraeuropei e dunque è una questione di scelte legislative dello Stato. Come avveniva in passato, c'erano paesi che ammettevano il divorzio e altri no. La stessa considerazione vale per l'aborto. Lo Stato ha un margine di discrezionalità, le discriminazioni si possono creare al suo interno per svariate ragioni. Dunque con la possibilità di ricorrere alla gestazione per altri all'estero c'era una discriminazione economica perché chi aveva un reddito superiore poteva permetterselo mentre gli altri no. Un'altra differenza era costituita dalla tipologia della coppia, perché se ci fossimo recati all'estero, se fossi eterosessuale io con mia moglie e fossimo tornati con un bambino, avremmo destato meno sospetti rispetto da qualsiasi coppia gay, specialmente se formata da due persone di sesso maschile che per diventare genitori devono ricorrere a questa pratica. Le donne invece possono effettuare la fecondazione eterologa medicalmente assistita. In generale la maternità surrogata è una materia più complessa perché bisogna tenere presente problemi come la dignità della donna, una criticità emersa in alcuni paesi, ma anche il rischio che si alimentino fenomeni come il traffico
traffico degli organi dei minori. Non significa che la gestazione per altri vada necessariamente criminalizzata come reato universale, ma ci sono problematiche che non si possono sottovalutare e che probabilmente hanno portato a questa estrema decisione un grande punto interrogativo riguardo all'effettività di questo reato. E vado a concludere che ci sono comunque in base a questa legge Vacchi nel dibattito diverse considerazioni. Soprattutto penso alle associazioni delle famiglie Arcobaleno, Rainbow, LGBT, che faranno ricorsi alla Corte Costituzionale agli organi europei competenti affinché possano esprimersi in merito. Insomma, nell'ambito dell'Unione Europea si cerca di capire cosa accadrà, cosa bisogna estendere perché si pronuncino la Corte Costituzionale di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in base a questa nuova legge riguardo alla gestazione per altri. Tu cosa ne pensi, Antonino? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ciao Michele, allora ti rispondo con questo. Ho sentito molti scandalizzati dire ma la legge che colpisce anche il reato se viene perpetrato all'estero. Beh, vi do una notizia, la legge 269 del 1998 condanna quegli italiani che vanno a sfruttare i minori facendoci sesso all'estero, per cui non vedo per quale motivo non si possa condannare anche chi va a fare l'utero in affitto all'estero, perché quello che non si tiene in conto in questo dibattito è chi deve essere protetto dalla norma. Allora, io credo che debba essere protetta dalla norma, esattamente come è stato con la legge 269, il minore, perché il minore in quanto tale è minor e come tale non ha niente per difendersi. Non ha niente per difendersi dall'italiano sporcaccione che va in Thailandia e lo paga perché deve farci sesso, oppure non ha niente per difendersi perché? Perché c'è qualcuno che lo compra. Allora, qui il punto è a condizioni uguali, trattamento uguale, a condizione differenziato, trattamento differenziato. Qui non si tratta di discriminare gli omosessuali o le coppie senza figli. Qui si tratta di difendere sostanzialmente qualcuno. Allora, qual è il desiderio che deve essere difeso? Perché non è che esiste un diritto alla genitorialità. Non mi pare che esista un diritto ad avere un figlio. Chi l'ha detto? Quante famiglie, quanta gente si sposava, non avevano figli e si diceva non sono venuti. E finiva lì. Quante donne single sono morte single. In Sicilia si dice chi non aveva figli piange nipoti, chi non ha figli piange nipoti. Allora, visto che questo diritto non esiste, in ogni caso, quando anche esistesse, questo diritto va a sbattere contro un altro diritto, che è il diritto alla dignità del bambino. Diritto alla dignità del bambino significa che la carne umana non si compra e non si vende. Significa diritto alla dignità della donna, che non si può vendere per fame facendo la vacca fattrice per qualcun altro. Significa anche diritto al bambino di nascere e avere una famiglia con un papà e una mamma. Vedete, però, se voi dite questo, automaticamente ciò fa di voi dei mostri, degli omofobi, delle persone arretrate, medioevo, tutta questa roba qua. Questo fa di voi quella gente che l'ECRI condanna insieme alla polizia italiana. Questo fa di voi dei fascisti sostanzialmente, delle persone poco raccomandabili che invece dovrebbero avere un discorso, un eloquio molto più amichevole, molto più inclusivo, molto più accogliente. Se voi adottate questo tipo di discorso, automaticamente siete fuori dal consesso civile, secondo l'ECRI. Nella realtà poi le cose vanno in modo completamente diverso. Questo è il punto. Questo è il punto.
il fatto di non poter discutere di questo, che viene automaticamente etichettato come il fascista, come il retrogrado, quello che non vuole questo, che non vuole quello, è il segno del settarismo e della deriva malata del dibattito pubblico in questo paese e più in generale nell'Occidente, dove non esiste più la possibilità del dialogo e del confronto, ma soltanto il settarismo e il parlarsi addosso. Quindi torno a ripetere, chi dobbiamo difendere? La legge chi deve difendere in questa vicenda? Chi vuole il figlio e paga? O un innocente che non si può comprare? Perché vedete, se l'innocente si può comprare, nulla vieta che io lo compri per avere degli organi, per esempio. Perché no? Quanti minori in questo paese circolano ogni notte non accompagnati e noi non sappiamo che fine fanno? Se l'essere umano diventa acquistabile, producibile dietro ordinazione, e se per caso viene fuori che è down, dopo che si fa? Lo si abortisce, chiediamo il rimborso spese perché non è il caso? Vi rendete conto? Maurizio Bolognetti, che voglio dire, Maurizio Bolognetti è radicale. Maurizio Bolognetti faceva, lui sì, le battaglie con Pannella per l'aborto, per il divorzio, però Maurizio Bolognetti è un uomo che davanti all'idea dell'utero in affitto gli vengono i brividi. Cioè Maurizio Bolognetti si è occupato anche di questo. Ma voi vi rendete conto che certe società addirittura col supplemento extra potete scegliere il colore degli occhi della potenziale vacca, scusate, della madre, perché gestazione per altri non è usare la donna come una vacca fattrice, non è affittare un essere umano. Affittare un essere umano vi sembra una cosa civile questa? Beh, è meglio dire gestazione per altri e diventa una donazione, diventa una cosa pulita, diventa una cosa... Qui tra poco manca solo che dicano Dalla non è un cantante, è un consiglio, quindi figuratevi. Questo è il livello dell'utero in affitto, ancora più in basso. È tutta qui la scelta. Se voi dite sono favorevole, buon per voi, siete favorevoli, ma sappiate che è un reato per il quale verrete perseguiti. Non siete favorevoli, vi daranno del fascista e pazienza, che ci possiamo fare? Abbiamo il diritto di non essere d'accordo. Abbiamo il diritto di non essere d'accordo e il fatto di non essere d'accordo non rende noi cittadini indegni di far parte della comunità civile di questo paese, anzi, guai a quella società che finisce per omologarsi, se no diventiamo come la Cina, diventiamo come tutti questi paradisi nei quali non puoi aprire bocca, perché se poco poco apri bocca ti sbattono nella ogaia e buttano la chiave, o ti mandano in Siberia e arrivederci e grazie. Insomma, io voglio ancora vivere e morire in un mondo libero. Sono nato e cresciuto nel mondo libero, quindi scusate. Preferisco continuare a vivere e morire in un mondo libero. Libero anche di starnutire, mi scuso con voi. Purtroppo ho avuto questa cosa. Ergo, questo è quanto. Voi da che parte state? Perché naturalmente davanti a ste cose non è che uno può dire vabbè non me ne frega niente. No, te ne frega, perché la polis, la politica, si forma sulla base di tutti noi. Altrimenti poi comincia a comandare la minoranza, e poi la minoranza della minoranza, e poi un bel giorno, a furia di dire ah, ma io me ne fotto, io non voto per protesta, io non cambia niente, io qua, io là, succede che gli altri decidono e tu puoi solo subire la decisione altrui. Voi volete subire la decisione altrui? No? E allora partecipate, è l'unica ricetta possibile. Va bene, bella gente, noi per questa sera abbiamo finito. Io ringrazio come sempre Lawrence, ci vediamo domani
dalle 18.05 trattabili, e ci sentiamo soprattutto domani dalle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, ma restate con noi perché alle 20 c'è Aria Fritta, oggi è martedì, non ve lo dimenticate, una puntata scoppiettante, devo dire la verità. Grazie per essere stati con noi, vi dicevo, ci salutiamo con Umberto Balsamo, Bugiardi noi del 1974. Tu bestemmi e non lo sai, chi ha sbagliato la mia età, col compare ci sarà. Vabbè, grazie a tutti e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato